Allora, torniamo nell'ultima parte della trasmissione anche ora sul discorso dei consorzi di bonifica, perché ci sono alcune informazioni molto interessanti che è bene sapere. I soldi per aggiustare gli argini ci sono, sì, ci sono, però se invece li spendessero per mantenere e solidificare l'attuale si risparmierebbe pure. E quindi c'è chi ci scrive da casa dicendo una sorta di mantenimento. E i Sì. soldi ci sono, allora Sì, diciamolo però subito perché a questo magari punto tiriamo fuori il i soldi sono discorso. fermati da questi patti di stabilità che impediscono anche l'utilizzo immediato. I progetti ci sono per risolvere determinati problemi, però se dal punto di vista economico manca la solidità economica, ecco che talvolta ci si incappa in un sistema in cui non porta il risultato che ci si aspettava, perché alla fine si propone, si progetta, però bisogna anche realizzare. Per realizzare servono di denaro che magari talvolta per alcuni o per altri, per il patto di stabilità, non si riesce a avere i fondi per realizzare. Patto di stabilità dei comuni, stiamo facendo Sia dei riferimento, comuni, sia delle però regioni. anche a livello di soldi a livello regionale o a livello nazionale che non li rigirano alle nostre regioni e quindi hanno le mani bloccate nell'esecuzione vera e propria. Però non vediamo grandi spiragli in questo In versante. questo Cioè, momento gli spiragli sono quelli che sono, ci auguriamo che il sistema trovi la quadra per far funzionare il tutto e quindi anche perché costa essere di più da poliparare i danni, adesso vediamo quel che costerà a Genova, sicuramente. rimettere a posto, ripristinare, sarà una cosa disastrosa. Ma sicurezza idrogeologica del territorio era un tema su cui avevate puntato tantissimo voi come agricoltura, perché poi quelli a rimetterci di più, a parte vabbè, i proprietari di immobili coinvolti, che sappiamo quelle sono tragedie e disgrazie, ma anche il settore agricolo. Beh, sicuramente il settore Cioè, agricolo, una delle proposte che avevamo fatto come Confederazione è che per quanto riguarda il dissesto idrogeologico ci fosse lo splafonamento del patto di stabilità. Punto. Cioè, quella è la ma è risposta. Cioè, il governo un'emergenza, deve, il, quindi. go- il governo, lo Stato, deve farsi carico di questo grosso problema. Allora, siccome i progetti ci sono, ricordo che nel Veneto su 60 progetti importanti, determinanti, di cui circa con 50 milioni di euro potremo mettere in parte in sicurezza il nostro territorio, su questi solo 11 sono partiti, con 9 milioni di euro a disposizione. Cioè voglio dire, allora o noi capiamo che dobbiamo essere incisivi su questo, allora è un problema nazionale il dissesto Sì, a questo idrogeologico? punto Sì, sì. è un problema. Allora sul problema idrogeologico si deve sforare il patto di stabilità, fine della storia, perché qui altrimenti ci continuiamo Sì, a va ripetere bene, e poi i problemi che vediamo quotidianamente, assolutamente. oggi lo vediamo a Genova, l'altro giorno l'abbiamo visto a Treviso, prossima volta lo rivedremo di nuovo a Padova, eccetera, no? Perché sì, i problemi ci sono, sappiamo come difenderci, ma non abbiamo lo strumento per difenderci, ma insomma cosa dobbiamo fare? Allora, Ecco, sul dissesto idrogeologico si deve sforare il patto di stabilità, punto, fine. E si deve avere la capacità e la forza anche politica di bravissimo. arrivare a questo, no? Ecco, lei ha detto una cosa importante, la forza politica. E qui torniamo al solito discorso, sono cambiati i governi, i problemi sono sempre gli stessi, perché i problemi ciclicamente ritornano. È mai possibile che non ci sia da parte, visto che poi il settore agricolo è strategico, voi poi potreste fare anche massa critica, CIA, ci sono altre associazioni di categoria dell'agricoltura, per ottenere qualcosa, avreste gli strumenti per forzare il blocco o c'è qualche cosa che sfugge e neanche i cittadini riescono a spiegarlo? Che non ci torna. Bella domanda. Noi come associazione agricola l'importante sarebbe appunto, come dice lei, creare la massa, essere Eh, uniti. Noi abbiamo dato una dimostrazione creando anche Agri Insieme, che sarà anche il nostro logo per questa battaglia dei consorzi di bonifica 2014. Il 14 dicembre, ricordo, 14 dicembre 2014 andremo al voto e abbiamo dimostrato di creare questa unione, però abbiamo sempre un'associazione di categoria che tende sempre a essere un po' al di sopra delle parti e quindi manca proprio quell'intesa totale, perché ma voi in Francia andate noi d'accordo con le sì altre? che andiamo d'accordo, però dobbiamo trovare dei compromessi, trovare dei patti invece che andare proprio insieme, cioè alla fine i problemi del mondo agricolo, che tu sia di un colore o di un altro, non ha più Sono quelli, senso, i penso. problemi sono uguali per tutti e allora perché non dare dimostrazione anche noi di unione, di forza, di massa critica e quindi essere più propositivi anche con gli enti, con i ministeri preposti a questa tutela? Punto di domanda.
Noi come associazione, sapete benissimo, la CIE è un'associazione democratica che non è comandata o mossa da linee politiche, però appunto per questo motivo dovrebbe essere un segnale di maturità e di crescita in un contesto economico e sociale in cui veramente siamo nella difficoltà allo stremo delle nostre forze. Aggiungere qualche cosa a questo Niente di riguardo, più. mi sembra chiarissimo il discorso. E anche, allora, quando vi deciderete di finire l'idrovia, risolverete i problemi delle alluvioni nei padovani e non Certo, solo. Che ne certo. dice, direttore? Ha perfettamente, il nostro telespettatore ha perfettamente ragione. L'idrovia è una delle opere importantissime che a Padova si deve assolutamente fare, Voi siete d'accordo? Assolutamente sì, anche perché tra l'altro non andiamo a prelevare territorio agricolo per fare l'idrovia. L'idrovia esiste già, basta solo risezionarla e solo nell'ultimo tratto in qualche maniera va sfruttato il territorio, e quindi penso che sia un'opera importantissima per Padova perché ci risolve tantissimi problemi. Ma quanti anni stiamo parlando di idrovia? Esatto. Adesso la Regione un altro studio, bene che venga anche un altro studio per vedere la fattabilità dell'idrovia, ma però basta questi studi, bisogna mettere là le ruspe e facciamo questa idrovia. È a questo punto uno dei lavori indifferibili, no? Farei primari per difendere il nostro territorio padovano sicuramente, speriamo che vada a buon fine dal punto di vista della realizzazione e della concretezza del progetto. Anche perché poi guardando dall'altro versante si tratta di una grande opera comunque che muove tutto un indotto, una situazione, quindi diciamo che porterebbe anche benefici al territorio, insomma abbiamo visto quello che hanno fatto, lasciando stare casi di corruzione che si auspica sempre non entrino nel sistema, però diventa importantissima. Quindi lì siete anche d'accordo e vabbè, vediamo che si possano arrivare a questi benedetti finanziamenti. A proposito dei finanziamenti, allacciamoci un po' al discorso, poi riprendiamo magari alla fine la sensibilizzazione per il discorso dei consorzi di bonifica che il 14 dicembre vanno a elezione e che tutti voi cittadini siete coinvolti in questo, che lo sappiate oppure no, potete andare a votare, candidarvi. I prezzi dei beni agricoli per quel che riguarda gli agricoltori in sé per sé sono bassissimi. Per quel che riguarda il consumatore finale, voglia o non voglia, filiera corta, filiera lunga, sono sempre più alti. Tanto è vero che abbiamo gli ultimi dati, un crollo dei consumi da parte degli italiani perché proprio non ce la fanno e diventano beni che restano lì. L'export non ne assorbe più di tanto perché abbiamo visto che c'è il problema con la Russia che ha fatto comunque un'attività di embargo, di blocco. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che l'economia si sta andando in stand-by e quindi non vediamo crescita. Anche in quest'ambito i carrelli della spesa oggi penso si siano ridotti del 75-77% anche per i consumatori diretti. Il valore invece alla produzione è anche quello un prezzo bassissimo, l'agricoltore che vive di agricoltura oggi è in difficoltà per sostenere le proprie aziende, pensiamo ai cereali che sono dei prezzi più che osceni, la carne non è proprio sostenibile a farla, però sono prodotti primari per la sussistenza. Io penso che una vita, una persona non possa correre, essere efficace, essere partecipe e quindi avere della forza se non mangia. Gli alimenti sono la benzina per la nostra vita e il Veneto è il motore della nazione Italia e anche da questo punto di vista diciamo non veniamo considerati per quello che siamo, per quello che produciamo dal punto di vista qualitativo e dal punto di vista dei costi del mondo agricolo che dobbiamo sostenere per produrre e alla fine non riusciamo neanche quasi a far pari. Ma perché nella catena, nella benedetta filiera produttiva arriviamo a dei prezzi che per il cittadino diventano impraticabili? Cioè i prodotti agricoli sono costosi la vendita finale, vuoi che tu vada dall'ortofrutta che è ancora più caro, vuoi che la vada alla GDO, grande distribuzione organizzata, che sono cari ugualmente. Sì, sì, bisogna fare però una chiarezza su questo. Spieghiamo bene. Allora, innanzitutto, ovviamente, più passaggi che si fa nella filiera, più il prezzo aumenta, ovviamente, perché comunque tutti all'interno della filiera, in maniera normale, penso che sia legittimo, danno un piccolo kit di percentuale di aumento. Il problema è un altro, il problema è che il prezzo agli agricoltori su 100 agli agricoltori va al 12%. E quindi è questo il prezzo della produzione che è relativamente basso per il mondo agricolo. Facciamo un esempio, che non è un esempio, è una verità.
Oggi produrre allevamento, la carne, costa all'agricoltore mediamente 2,80 euro al chilo. All'agricoltore gli viene pagato 2,30 euro al chilo. Quindi ogni agricoltore, quando vende un bovino da carne, perde mediamente dai 2 ai 300 euro per bovino. Cioè, voglio dire, se questa è la politica e se questo è il modo di fare, beh, alla fine noi chiudiamo. Ricordo che a Padova il mondo della zootecnia conta circa 110 milioni di euro come produzione lorda vendibile, quindi è una provincia molto importante su questo aspetto, ma se continuiamo con questa situazione economica le aziende agricole chiudono e poi andremo a prendere la carne, come gran parte la stiamo prendendo, ecco quindi la questione dell'embargo e poi ritorno subito, dalla Polonia e da altri paesi, che non è detto che quella sia meno buona della nostra, la nostra però mi permetta è molto controllata, ma su prodotti anche nostri controllati. Allora l'embargo cosa ha provocato sostanzialmente? L'embargo ha provocato che tutto il sistema europeo non porta più il prodotto in Russia e quindi il prodotto della Polonia, quindi la carne della Polonia, viene in Italia. Cosa provoca questo? Provoca ovviamente che c'è un surplus di produzione, i nostri produttori e quindi le nostre aziende zootecniche hanno un crollo del prezzo perché comunque c'è troppa produzione. Quindi è questo uno degli elementi. Allora su questo dobbiamo stare molto attenti in cui dobbiamo, ecco è l'altra parte importante che noi dobbiamo essere molto chiari, è che i consumatori devono capire cosa comprano. Il consumatore deve capire se quella carne è prodotta in Italia, se quella carne è prodotta dalla Polonia, se quel prodotto è prodotto in Italia, se quel prodotto è importato da un altro paese. E una volta capito questo, penso che abbia la possibilità e la capacità anche di capire che tipo di prodotto comprare. Quindi ecco la capacità dell'agricoltura, la capacità degli agricoltori di accorciare questa filiera e vendere i propri prodotti ai consumatori finali. Con la grande distribuzione penso che sia, noi abbiamo tantissime aziende che lavorano con la grande distribuzione, quindi molti che vanno ai supermercati trovano direttamente i prodotti delle nostre aziende agricole, ma molti altri prodotti però sono acquistati all'esterno e quindi voglio dire, su questo noi dobbiamo sicuramente fare un'azione più incisiva di cultura al consumatore. Ecco, puntando su che cosa? Quindi quali sono gli elementi di carenza di informazione strategica secondo lei, Presidente? È appunto, come diceva il nostro direttore, la cultura e l'educazione anche di saper leggere l'etichettatura, delle regole che praticamente noi ormai le abbiamo messe in campo da una decina d'anni e anche oltre e siamo rispettosi di queste, mentre il prodotto che viene importato dall'estero non rispetta le stesse regole, a differenza anche di costi di produzione diversi, di popolazioni in via di sviluppo, sebbene magari all'interno della comunità europea, con parametri diversi, con regole diverse. Poi il prodotto è globalizzato, cioè ognuno e quindi la qualità nostra non viene riconosciuta, viene quasi messa alla pari di quella degli altri, ecco uno dei problemi chiave per la valorizzazione delle nostre imprese agricole. Sì. No, su questo vorrei fare un esempio e vorrei fare una domanda ai nostri telespettatori, nel senso che la domanda è questa, ma siamo proprio consapevoli del valore dei nostri prodotti? Siamo proprio consapevoli del valore dei prodotti che noi mangiamo? Allora facciamoci questa domanda tutti quanti. Se noi mettiamo 10 nostri ragazzi e gli facciamo la domanda e gli diciamo, ma secondo te quanto costa un iPhone? Su 10 penso che 8 ci dicono esattamente quanto costa l'iPhone. Se noi facciamo la stessa domanda ai nostri 10 ragazzi, gli diciamo, ma secondo te quanto costa un chilo di mais? Non so quanti riescono a rispondere a questa domanda. Questo per farci capire che effettivamente ci viene a mancare questa cultura dell'alimentazione e questa cultura dell'agricoltura. Io penso che di questo noi dobbiamo discutere, che non è ovviamente la politica che ci deve dare la soluzione, è probabilmente il nostro modo comportamentale che
che deve darci questo, è il nostro modo di insegnamento che deve darci questo, ovviamente la scuola, ovviamente queste trasmissioni, ovviamente tutto quello che riusciamo a mettere in campo per far sì che questo valore, e quindi il valore della nostra agricoltura, il valore dei nostri prodotti, sia anche una cultura personale di ognuno di noi. Questo infatti è importantissimo, infatti lei ha fatto l'esempio con l'iPhone che è strategico, chi produce l'iPhone, adesso poi sono in concorrenza, ci sono anche altri eccetera, che si contendono sempre queste fette di mercato, fanno delle campagne di comunicazione con investimenti pazzeschi, cioè veramente straordinari, sempre più allettanti, puntando su... Ma è tutta finanza quella, è tutta però, finanza, non è economia esatto, reale. bravissimo. Cioè... Però riescono ad entrare nel vivere comune, per cui uno sa che è uscito l'ultimo modello dell'iPhone, perché ormai ti hanno talmente bersagliato questa cosa qua, è diventato già l'oggetto del desiderio appunto di una certa fascia di persone. Viceversa, quella bellissima zucchina che magari era di stagione... a proposito di iPhone, che siamo all'ultima generazione, non siamo ancora riusciti a gustare quella prima che era di 2 mesi fa, che è uscito il nuovo. E questo, cioè i tempi, quindi lo stress della persona umana, non riesce neanche ad assorbire. Assorbire il tutto è in confusione, secondo me. Ma la cosa è che effettivamente, diciamo prima anche le feste di paese, no? Tipo adesso sarà la stagione dei funghi, delle zucche, eccetera. Patata americana. Patata americana. Non c'è entrato invece, se uno sta attento, vede che c'è la festa della zucca anziché di questo, che adesso è la nuova stagione della fantastica patata, zucca, fungo e quant'altro. Anche questo deve essere, tra l'altro tocca il senso, perché l'appetito, insomma, e quindi tutto quello che si può fare, dovrebbe essere un altrettanto forte nel sensibilizzare e nel far capire il valore mercato, cosa vuol dire produrla, dove la produci, che valenza viene ad avere, quella del territorio, le proprietà organolettiche, le trovi anche, ma in qualche libricino, in qualche cosetta che non è di dominio dei più giovani o di conoscenza collettiva. Cioè secondo me dovrebbe avere la stessa enfasi che diamo a dei prodotti di tecnologia, le automobili, perché stiamo bombardati dalla pubblicità delle automobili, che è una roba impressionante, nessuno le compra, però te le trovi dappertutto, e invece quei prodotti che sono molto più genuini dell'agricoltura sono sempre sottotono, che in realtà dovrebbero essere quelli che vengono spinti tantissimo, e lì però entriamo in un discorso anche di mercato e quant'altro. Andiamo sempre in un discorso di interessi, perché alla fine anche la buona alimentazione, questo è il modo corretto. Non interessi delle grandi... No, delle multinazionali magari farmaceutiche, perché se te ti ammali crei un business esterno che è più di quello di sostenere il mondo agricolo che ti dà da mangiare il prodotto di qualità e magari impedisci che ti venga il tumore a un tot di anni. Però queste sono le realtà che noi ci scontriamo e alla fine non siamo in grado di trasmettere una cultura educativa sufficientemente a lasciare la gente con una certa serenità anche e possibilità di scegliere fra una cosa e l'altra. Assolutamente, torniamo su questi discorsi, pubblicità pochi secondi.